Flop annunciato quello delle call veloci, così lo definisce il sindacato degli insegnanti Gilda, l'ultima frontiera del reclutamento da cui attingere dopo lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e quelle di merito per concorso, la modalità resa possibile quest'anno dal Ministero per sopperire alla carenza di docenti non ottiene le adesioni sperate. Sarebbero infatti solo 32 le nomine a ruolo a fronte di 54 domande presentate, fa sapere il sindacato, avvenute in questa formula per le cattedre del Veneto. Numeri che si allineano al trend nazionale, basti pensare che in Toscana sono state presentate 50 domande, in Piemonte 30, in Puglia 26, solo per citare alcune regioni, dati che si scontrano se paragonati alla mancanza di circa 8.000 posti in Veneto coperti solo in parte con le graduatorie. Gli insegnanti che hanno accettato vengono allontanati dalla loro abitazione, se questi hanno famiglia, figli, eccetera, loro è chiesto nel giro di pochissimi giorni di sconvolgere completamente la loro vita personale e familiare e riorganizzarsi in funzione di un ruolo lontano da casa. Si tratta, a mio avviso, di una vera e propria emergenza sociale che non è stata considerata per tempo. Dati sui quali grava un'ulteriore spada di Damocle, il vincolo quinquennale cui sono tenuti gli insegnanti che accettano il ruolo, per cui non possono chiedere per 5 anni il trasferimento né l'assegnazione provvisoria per avvicinarsi a casa. Pertanto l'allarme del sindacato. Sarebbe necessario considerare veramente in maniera seria il vincolo quinquennale, l'abolizione dello stesso, almeno se non sul territorio nazionale, che ci sia la possibilità all'interno delle regioni di poter avere un'assegnazione provvisoria o chiedere un trasferimento all'interno della regione.